non mancano mai. Tu non sai che cosa, Ehi, state zitta. Giucessa. E poi c'era ancora tanta gente, buona, malamente, e come sempre accade in questi posti sempre affollati, ci stavano mariuole, borseggiatori, gente senza scrupoli e pronto per imbrugliare. Mezzo a tanta gente, non potevano mancare male femmine, che venivano corpo loro per campare, e a che tempo si poteva fare? Trasite, bella gente. Ho vedete, ma ho sentito che bella odore che hai lasciato nella cantina mia. Ora sta cantina, tengo tutto cose. Tengo capponi, galline, salsicce, salama, fagiani e capretti. E fuori a sto portone tengo pure aquile e capitona. E ne è venuto qua. Guarda, ho passato la barricchiata, tengo tutto cose. Castagno do breveto, noce, nucella. Non mi manca niente più. Guardate, bella gente, trasita a bere, trasita a mangiare. Vedete che veronga. Mela, malluna e vino in gran quantità. Trasita, bella gente.
Maria sta mettendo in cammino, sì, e verso una stalla che si trova appena fuori dalla città. Era stata Maria Porpentara all'indica loro che la stalla. E Maria Giuseppe si incamminava in un fritto, c'è la neve che la notte, per trovare una stalla. I due ormai erano stremati. Peppi, sta vicino a me. Peppi, mi senti venire? Peppi, mandino. Maria, fate forza. Siamo quasi arrivati, Fate forza. Così facevano. Arrivavano a quella capanna verso mezzanotte. Sotto una manteneva che aveva ricoperto tutta la città. Sì, io una chiara, perché a Maria la biena avveniva l'ora. Era pronta per l'avvento. Era pronta per sgravare. E poi furono solo lamenti e strilla. Giuseppe, corrette verso la città, cercando qualcuno che potesse aiutare a partorire a Maria. Poca roba, con Giuseppe arrivavano due. Poca roba con Giuseppe arrivavano alla prima due per farlo compagnia. Due figliole, una zitella e una maritata, Solomia e Solomè. La zitella aspettai fuori perché non era consentita tra sé. Solomè invece, entrata in da stalla, vedette Maria avvolta da una grande luce. Una luce che acceca e illumina chi lo posto scuro e fritto. Come quando aprì lo sole come pare che ti stava incenerino. Mezzo a sta luce rispondeva una figliola con una creatura in braccio, mentre succhiava il latte la mammella sua.
comincerà a allungare la mano, ma che nello stesso istante e vede che la mano che volevano toccare a diventare una cenere là per là. Salomè non aveva creduto e pianse amaramente la sua incredulità, ma fu talmente forte il dolore o dormiente suo che il bambinello appena nato ebbe di lei compassione e in un attimo tornai a mano sola, là per là. Sì, era nata davvero creatura. E all'improvviso il cielo si riempì di stelle, milioni di stelle, o vento si fermai e che la notte oscura e fredda addiventò la più bella notte per l'umanità. La notizia della nascita si diffuse in un attimo per tutta la città e a poco arrivai tanta gente, chi per ammirare, chi per pregare, chi per curiosare, chi per vedere e chi per raccontare. Ma tutti quanti, uomini e femmine, grossi e piccerille, nobili e poverielle, portarono qualcosa al bambinello. E per prima arrivai nella capanna Benino, Patarmezia e tutte i mandriani per curare le pescature. Sì, e poi ancora arrivò Stefania. E voi direte chi è Stefania? E Stefania era una popolana, eppure essa zitella. Sì, e per questo motivo non le era concesso fare Maria ancora dolorante per l'avvento. E allora che pensai fa Stefania? Siccome ero curiosa per le creature, arravugliai in un sciallo, una prete e facette credere che pure essa era una mamma con figlio in braccio. Riuscì a passare, ma appena fui arrivata annanzi al bambinello, la prete che stringeva in braccio si sentì un pianto di una creatura. Mamma mia, e che era successo? Era stata talmente forte la fede che la femmina è una preta a diventare creatura, che dal momento si chiamò Stefano e fu prima creatura nata troppo a nascere del bambinello. Poi arrivai nella stalla in un pastore che non teneva niente e allora regalai al bambinello il suo stupore, la sua meraviglia, perché quella era successa per nascere che era brutta. Poi arrivai in una stalla e zampugnai, fosse un anuello piccerino.
dire quando è bello con noi. Se ne rimanete nel figlio tutto. Io non sei da me, e sto con me. Sempre figli, oggi si sta passando, ma così bene. Dire quando la gente non sta qua. Sto con bene, sì, sto con bene a fare. Marina, mi trovo di bene a tua creatura. Non ci farò mancare mai niente. Anzi, quando diventerai più grande lavorerà con me nella bottega. Perché poi diventerò sempre più vecchio e mi mancherà la forza di faticare. Ma non ci pensare, sì, non ci pensare. Dire che notte per te. Il cielo di le stelle, a puntare. Vogliamo proprio sempre a tutti. E vogliamo dire che sta sempre insieme a me. Dio nostro Maria resterà con lui fin quando potrà. Un compito assai più grosso già l'aspetta. Sarà la luce per l'intera umanità. Lei resterà con noi fin quando potrà. Quando sarà appena pronto, partirà. Però ora la stanza appunto, Maria. Godiamoci questo momento e gioia, questo momento e gran felicità. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre erano nobili e potenti, erano studiosi delle stelle, venivano dall'Oriente. Il cammino era stato lungo, avevano attraversato paesi, città, posti sconosciuti, avevano incontrato tante difficoltà, ma alla fine erano arrivati e se il loro cielo avevano indicata la strada, la loro missione era perduta. Ma prima si inginocchiò alla starra Melchiorre, il re di Persia, e portai come regalo il bambaniello, oltre a mirra, la loia, Mussolini e la porpora, o libero testamento. Poi si inginocchiò Gaspare, re degli Indi, e regalai un bambaniello, oltre cienzo, un'arda preziosa, a cannella e tanta cosa profumata. Con l'urdo mi si inginocchiò a Baldassarre, era gli degli arabi, e portai invece oro, argento e pietre preziose. Dopo la loro rotazione però i magi avevano lasciato la terra di nascosto, perché il re di un paese, un certo Erode, si era infuriato per l'importanza che si era data a chi lo creatura. Nato mezza paglia, tra un bue e un asinello, intanto stalla fuori dalla città, intanto razzate il serpone e ruriavano imbalsamato, avevano fallito nella loro impresa e si stavano apprestando a tornare in dall'inferno. Mamma mia, e che sarebbe successo se stato indiavolato? E allora decisero di restare un po' a terra, che era così bella, sì, con tanti problemi, ma tanto bella. Anche se Cristo era apparsa all'occhio loro, peggio l'inferno, con tutte le cattiverie e malignità. E poi, e allora falletta una missione, e dunque contento restai in campo. E arrivai un po' gente con naccaro, tamburo e tamburiella, calzonaina tutta notte, fino a mattina. Ecco, non avevo raccontato questa storia, mettendo insieme fatto successo veramente che si conoscono, con fatto successo veramente che non si conoscono, mischiato un po' di fantasia. Avremmo voluto parlare a presepe nostro, che non napolitano, che ci fa vivere ogni anno con apprensione la nascita della creatura. Sarà piaciuto, non sarà piaciuto e chi mai potrà sapere? Lui è una cosa sola, sì, certo. L'avevamo raccontata la nascita di una creatura. E quando uno nasce un po' per questa terra, sia essa maschio o femmina,
è sempre una cosa bella, è sempre un gran dono che il Signore fa all'umanità. Sì, e allora in conclusione, Pullicinella che tenga rappresenta, mi augura buone feste a gente fuori e a gente di sta città. Una parte più difficile che mo smeno tu quando mi Bravo.